Buongiorno a tutti. Grazie quindi per essere con noi. Allora, oggi veramente solo due argomenti. Il primo, inevitabile, da lunedì scorso, dall'ultima volta che ci siamo sentiti, sono successe diverse cose in tema di immigrazione, immagini che hanno fatto il giro del mondo, scuotendo i cuori degli europei, ma non impedendo agli Stati membri di continuare a muoversi con iniziative autonome, dal blocco degli Stati dell'Est, l'apertura inglese ma senza vincoli, le concessioni temporanee di Austria e Germania. Intanto in casa nostra però la spaccatura, Presidente, è fra i sindaci divisi sull'accoglienza diffusa, o come dire, sarebbe forse meglio dire diffusi sull'accoglienza in genere. In questo scenario di imprevedibilità, da dove possiamo ripartire? Danno ragione alla mia tesi che tutti quelli, guarda caso, avversari politici che invocavano il coordinamento della regione, quella regione che fino al giorno prima era ritenuta gestita ed è ritenuta gestita da gente poco di buono come il sottoscritto che non sa amministrare, poi il giorno dopo ti chiedono che la regione coordini, semplicemente per un motivo, per spostare i riflettori dal governo sul sottoscritto. La dimostrazione è che i sindaci, che sono autorevoli, che hanno un'associazione fortissima che si chiama ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, se vuole è in grado assolutamente di coordinarsi, anche perché lo fa per le leggi, lo fa per tutto. Evidentemente non riesce a farlo in questa fase perché molti sindaci, nella totale libertà e in democrazia, scelgono altre soluzioni. Ad esempio alla ospitalità diffusa rispondono no e dicono agli immigrati devono tornarsene a casa loro. Ecco, quindi questa è una soluzione che però, anche volendola intraprendere, richiederebbe del tempo. Secondo lei adesso, allo stato attuale, quale può essere veramente la via da percorrere? Qui in casa nostra mi riferisco. Ma guardi, partiamo dal presupposto che arrivano circa 2 su 3 che non sono profughi, quindi su 200.000 sono sostanzialmente più o meno 2/3 non c'entrano nulla con i profughi. Vuol dire che più di 120-110.000 persone se ne potrebbero tranquillamente stare a casa loro perché non hanno bisogno di aiuto, non scappano dalla morte, non scappano dalla fame. E questo è il primo presupposto. Aiutarli a casa loro cosa vuol dire? Vuol dire fare i campi di prima accoglienza lì, farli degni di questo nome, rifocillare, curare, dare informazioni, identificare tutte le persone e poi solo quelli che avranno diritto all'ospitalità come rifugiati perché scappano dalla morte, dalla fame, dalle guerre, a questi si garantisce un corridoio umanitario ma non si fanno venire in Europa con i barconi. A quel punto ci sarà una nave attrezzata per portarli. A quel punto sa cosa accadrà? Che chi si imbarca in Africa verrà intercettato in mare e riportato in Africa nei centri di prima accoglienza. Dopo qualche mese le garantisco io che quelli che sono profughi veri andranno a piedi nei centri di prima accoglienza e gli altri spariranno perché sanno che sprecano i soldi a darli agli scafisti. Infatti, e sotto c'è uno scenario politico che sta accendendo i toni, vero Presidente, a volte in maniera anche un pochino, inadeguati al momento. Sì, guardi, i toni sono quelli intanto del dolore a vedere quella foto, ma anche dello stupore, mi lasci dire, personale a scoprire che gran parte dei cittadini si rendono conto della tragedia della Siria solo perché hanno visto la foto del bimbo. La Siria sono 3 anni che li stanno massacrando, questo bisogna dirlo, in Siria sono anni che li stanno massacrando. E mi domando dov'è la comunità internazionale, ma io invoco i raid aerei, invoco che ci sia un'interforza internazionale, che ci sia ONU, che ci siano i russi, che ci siano gli americani, perché bisogna intervenire, non è possibile accettare che i civili vengano massacrati da sti delinquenti, da tutti quelli che comunque non rispettano le idee altrui, non rispettano la libertà, che siano ISIS o siano altre realtà. E poi c'è il grande tema, ovviamente, che questo non equo comportamento ci creano pochi problemi, perché ad esempio abbiamo degli stati in Europa, almeno una decina di stati, che hanno di fatto chiuso le frontiere. E l'Italia è diventata un hub assieme alla Turchia e quindi Macedonia, quella parte di Europa che comunque riceve gli immigrati dell'Africa. Noi non riceviamo tanti siriani ma riceviamo africani, insomma sono molte cose. Poi ci sono le dichiarazioni del Papa, il Papa che dichiara di invitare tutte le parrocchie all'ospitalità. Noi l'abbiamo sempre detto, ci dicevano che eravamo degli arroganti, oggi lo dice il Papa, ben venga.
Infatti era un intervento sollecitato e atteso, direi, no? Quello che abbiamo sentito ieri dal Pontefice. Questa estate... Guardi, mi lasci dire, il Papa indica la via, predica il Vangelo, quindi va rispettato senza se e senza ma. Certo è che dal suo ragionamento si possono fare due conti. Solo in Italia ci sono 25.000 parrocchie. Il Papa ha detto: ospitate una famiglia per parrocchia, è una famiglia mediamente la consideriamo di 3 persone, sì. Andiamoci bassi col numero di componenti, pur essendo immigrati, sono 25 per 3, cosa fa? Fa 75.000 persone già. Abbiamo già risolto il problema degli immigrati d'Italia. Vedremo se questo accadrà. Infatti. Dovremmo chiederlo a Monsignor Galantino cosa pensa di questa dichiarazione. Cercheremo di raggiungerlo, anche se sarà difficile per noi, immagino. Presidente... Parla. Sì, infatti. Vedremo, poi tra l'altro noi ci sentiremo lunedì prossimo, che sarà anche la giornata del summit europeo, e credo che avremo altri argomenti da sviluppare in questa tematica.